Lo scambio avviene lungo una piccola lingua d'asfalto, la zona franca che divide Vo da Rovolon. Checkpoint 1, quello di via Giuseppe Verdi, viene chiamato così ormai da giorni. Il paese di Vo inizia così la sua seconda settimana di isolamento. In mattinata sono arrivate alcune merci, eccole mentre vengono depositate all'interno del cordone di sicurezza, presidiato come sempre dai carabinieri. Il tempo per il fattorino di rientrare nel furgone parcheggiato all'esterno dello sbarramento ed ecco che la merce viene ritirata da chi vive in quarantena. Tutto viene depositato sulla strada. Ma oggi a Vo non sono arrivate solo le merci. Ecco cos'è accaduto alle poste che si trovano in centro paese. Qui sono arrivate le pensioni. All'esterno, coperti dalle mascherine, alcuni anziani in coda per il ritiro. Un gesto così ordinario che sembra per qualche istante far ritornare il paese alla normalità, quella normalità prima dei giorni del coronavirus.